sono tante cose che si possono fare, tante cose si fanno, tante cose stiamo cercando di capire se ci sarà il modo di farle. Le risorse sono poche, i problemi sono tantissimi. L'azienda USL 5 si è impegnata già prima di diventare tale nelle sue due articolazioni 18 e 19 per dare una risposta di tipo clinico fondamentalmente a questo problema. La risposta di tipo clinico non è tuttavia assolutamente sufficiente perché la diagnosi arriva comunque tardi, le cure sono scarse e scarsamente efficaci rispetto alla nostra attesa. È molto importante viceversa offrire un sostegno sia alle persone affette dalla malattia che ai familiari che si occupano di queste persone. Perché? Perché il sostegno aiuta a recuperare parte della funzionalità. In assoluto non porterà alla guarigione, noi sappiamo che non è quello il percorso. Aiuta comunque a recuperare alcune competenze e mi compiaccio di vedere questa sera una scelta particolarmente efficace in questo senso. La musica è una delle vie preferenziali per accedere ai nostri ricordi, una via che noi troppo spesso sottovalutiamo e invece la musica è qualcosa che si lega agli affetti. Gli affetti sono qualche cosa che noi perdiamo solo quando non ci siamo più, anche nell'ultimo giorno della nostra vita. Se noi abbiamo coscienza, pur senza i nostri ricordi, abbiamo la possibilità di avere dei sentimenti. La musica è il sentimento. Il sostegno alle famiglie è fondamentale. L'azienda ha cercato di dare una risposta a questa esigenza. Noi abbiamo un numero dedicato dove le persone che hanno problemi o pensano di avere problemi di decadimento cognitivo trovano una risposta. Abbiamo una persona che si occupa in maniera specifica della possibilità di dare un sostegno alle persone, ai familiari che si occupano dei malati. Tra l'altro è una concittadina di molti di voi, la dottoressa Paganini, di Taglio di Bo, originaria. Noi due costituiamo il centro per il decadimento cognitivo con l'articolazione del centro di salute mentale che si occupa di demenze. Come dicevo prima, non siamo in grado di dare una risposta a 360 gradi alle esigenze che emergono dal territorio. Abbiamo però visto, ed è una cosa che in qualche modo conforta, una risposta che il territorio ci ha dato attraverso le associazioni di volontariato nel sostenere anche noi che cerchiamo di sostenere. È un sostegno reciproco, in qualche modo potremmo dire. E questa sera sono molto contento di vedere qui persone che fanno parte di diversi gruppi che inizialmente si sono confrontati con noi per costruire un percorso di sostegno alle persone, però vedo accanto a facce note anche facce che non conosco o non conosco bene. Questa è una cosa molto bella perché vuol dire che in questo percorso si sono aggiunte persone ed è un qualche cosa che costituisce un valore aggiunto al mondo del volontariato, arricchirsi costantemente. Le aziende purtroppo sono contingentate in qualche modo nel ricambio. Il mondo del volontariato fino ad oggi ha dato modo invece di sapere non solo rinnovarsi ma anche ampliarsi. Mi raccomando, contiamo su di voi.